Amici bellini, è stato un turno di Champions esaltante per molti motivi. Gyökeres che fa una tripletta in faccia a Haaland, il Milan, la Juventus, eccetera eccetera. Ma ha parlato di Lorenzo, di un argomento a me molto caro, quindi cominciamo. Allora, do il benvenuto, non riesco a leggere, tipo Yandu, una cosa del genere. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Magari i nuovi iscritti non sanno come i vecchi iscritti, a cui do il bentornato e che lasciano il like a prescindere perché sono miei amici in generale. È un mio cavallo di battaglia. È sempre stato che non devi uscire dalle coppe per concentrarti in campionato, perché il Napoli ogni volta che è uscito dalle coppe per concentrare non ha migliorato la media punti. Ora questo è un tema che è caldissimo perché per tantissimi anni noi siamo stati consecutivamente sempre nelle coppe e quest'anno per la prima volta dopo tanti anni non ci siamo, e in tutta Italia si fa un gran parlare del fatto che il Napoli è favorito perché non ha le coppe, e comincio ad avere dei dubbi. Mi viene in mente che comunque con Conte, che ha del lavoro da fare, avere più giorni a disposizione per studiare, per preparare le partite, sono d'accordo che fa bene, ma c'è dell'altro e ce lo dimostra Fonseca. Andiamo a vedere le parole di Di Lorenzo, ci spostiamo un attimo. Io ringrazio Tore Falanghe che me l'ha detto nel gruppo degli abbonati, Francesco Perrone, che mi girano queste parole, perché Di Lorenzo dice: anche dalle sconfitte si può crescere. Con Mister Conte abbiamo già analizzato la sconfitta con l'Atalanta, ci dispiace ma si va avanti e pensiamo alla prossima partita, tra l'altro l'Inter, che tra l'altro deve giocare oggi. Dopo una sconfitta è positivo affrontare una squadra forte come l'Inter, è un test per capire ancora una volta il nostro livello. E poi questa è la frase che mi manca: giocare ogni 3 giorni. È vero che puoi pagare qualcosa a livello fisico, ma vincere in Europa ti può dare tanta autostima, come è successo a noi nell'anno dello scudetto. E facevo sempre questa riflessione per giustificare la mia convinzione: quando è che abbiamo poi vinto lo scudetto? Quando siamo andati anche benissimo nelle coppe, abbiamo fatto il nostro record nelle coppe europee. Quindi quello ti può dare sì l'imbarazzo di non avere tempo per preparare le partite, devi fare tanti impegni eccetera eccetera, però ti dà anche quella forza e quell'autostima quando batti un Liverpool, quando ti imponi contro l'Ajax e ti senti forte, e ti aiuta probabilmente, come sta capitando al Milan, anche a cambiare le sorti di una stagione. Qual è il problema grande del Milan di quest'anno? È che hanno cominciato con un allenatore che non era credibile per la piazza. I giocatori si fanno anche influenzare da quello che è tutto il racconto generale e magari inciampano, non sono convintissimi e così. Fonseca ha avuto un buon approccio, per esempio vince il derby che nessuno si aspettava potesse vincere, poi ancora qualche inciampo, e la partita con il Napoli è un momento in cui, vedi, quando anche Di Lorenzo dice le sconfitte ti possono insegnare qualcosa, può essere che Fonseca abbia guardato, abbia anche imparato qualcosa. Fonseca è stato trattato come un cretino, un po' come veniva trattato anche Garcia, ma la differenza è che probabilmente il Milan come società... Enti non parlano, né Lotito né De Laurentiis, ha parlato Casini, quindi fateci passare, grazie. È stato in grado di non metterlo in discussione, come invece il Napoli ha messo in discussione Garcia subito, senza però intervenire subito, aspettando le 16 partite complessive. E quindi si prendono un rischio, ma se Fonseca poi batte il Real Madrid a casa loro, è capace che acquista credibilità. E anche il rapporto, il ruolo di Leao ogni tanto lo toglie, però poi lo mette, Leao fa una grande partita, acquista credibilità secondo me da parte di tutto il gruppo, perché poi tutto il gruppo sa che se si mette d'impegno può scavalcare le gerarchie, e quando meritano di giocare, giocano. Nello specifico Fonseca prende un pochino da Conte l'idea di un altro centrocampista che possa fare il terzino alla Politano, vediamo con Musa. Poi la partita vive di episodi, come è normale che sia. Io ho visto tutti i gol della Champions, quindi non ho guardato proprio la partita, non farò un'analisi della partita, però ho visto per esempio il famoso la sceneggiata di Vini Junior che cerca di rubare
un rigore su Maignan che lo sfiora col tallone, una roba patetica, veramente patetica, che mi fa avere piacere poi della vittoria del Milan contro il Real, perché io certe cose non le sopporto. Anche il Milan poi si butta a terra e cerca di ingannare, questo non c'è dubbio. Però il punto serio è che dopo una vittoria del genere Fonseca potrebbe guadagnare credibilità che poi può spendere in campionato, e noi ovviamente speriamo da tifosi del Napoli che questo non avvenga, però se avvenisse ci renderemo conto ancora una volta di quanto avere la possibilità poi di confrontarti in Europa con altre realtà anche più grandi, in Europa si gioca un calcio diverso, perché Fonseca l'ha detto, dice è più difficile alle volte giocare contro il Monza che ti acchiappa uomo su uomo, ti aspetta là, invece avere una squadra che ti lascia degli spazi. Poi, se Tchouaméni non fa quell'azione svogliata dove dà il pallone agli avversari, se li guarda, fa così con le mani, poi li rincorre, poi si ferma e segna poi Morata in tap-in, può essere pure che si sviluppa un'altra partita. Quindi gli episodi li teniamo sempre presenti, ma l'idea di avere una possibilità, un match che ti puoi giocare per aumentare la credibilità, probabilmente è un vantaggio che in questo momento il Milan si può giocare. E nel discorso che abbiamo fatto in questi mesi, no, tra Milan e Roma, la Roma sta dimostrando di essere un pochino meno credibile come società rispetto al Milan, che forse potrebbe recuperare le solite note che ci racconta Conte. Quindi l'Inter, la Juventus e il Milan reclamano quei posti che gli spettano da blasone. Poi starà al Napoli, starà all'Atalanta, alla Lazio, vediamo quanto dura la Fiorentina, inserirsi in questo trittico e dare molto fastidio. È chiaro che non posso non pensare anche a quello che sta succedendo a livello arbitrale anche in Champions, perché sembra veramente che non si possa avere delle partite senza episodi che fanno discutere. C'è il PSV, non l'avete visto, magari fa un gol su una rimessa laterale col piede in campo, sono cose evidenti e non discutibili, devi fare il cambio rimessa e devi annullare il gol. Poi non se ne parla perché magari capitano con squadre più piccole, ma se ne dovrebbe parlare. Non ho visto il rigore che poi porta con Seisao alla Juve, dove segna Jonathan David contro Giuntoli che lo vorrebbe, e quindi anche lì una storia pazzesca. Ve lo potete raccontare voi, perché mi hanno detto di grande simulazione, insomma con Seisao cade facile, e quindi anche lì discorsi discutibili, come era discutibile il gol di Singo che salta su Skorupski e dà un iniziale vantaggio al Monaco e poi il gol viene annullato. Su Paramount per esempio erano divisi, uno diceva no, è fallo, carica sul portiere, l'altro diceva ma non esiste proprio, il portiere deve alzare, deve saltare più in alto con le braccia e quindi non è mai fallo. Quindi anche il mio Singo stava per essere protagonista, ma Italiano cade, come vedete qui. Il Lipsia purtroppo cade sotto i colpi del Celtic. Elmas, quando ti muovi torna, e dico Elmas e non Insigne, perché in questo momento si sta parlando anche di un Insigne che ha detto se mi chiama il Napoli, al Napoli non si può dire di no, e ho letto un tweet che diceva però hai detto di no quando dovevi andare a prenderti i soldi in Canada, se Conte ti chiama. Direi di non esagerare poi con i ritorni al passato, sporchiamo dei ricordi che sono ottimi, quelli di Insigne, non mi sembra proprio il caso. Il Liverpool si impone sul Bayer Leverkusen distruggendolo 4-0, e poi quello che fa più discutere è questo discorso qua, dove perde Guardiola anche male e dove Gyökeres, che inizia con un gol mangiato, perché hanno un'opportunità con un contropiede a tu per tu con Ederson, prova uno scavino che non funziona, un gol mangiato che se lo avesse fatto Lukaku avremmo chiesto la rescissione del contratto immediato, lo sapete bene, la cacolo così, e invece Gyökeres che si mangia un gol fatto, ma lo spessore di Gyökeres è che alla seconda occasione fa un altro scavettino e la mette dentro, e poi chiude con 2 rigori, uno più bello dell'altro, nella giornata in cui Holland sbaglia il rigore. E qua la fantasia si scatena, perché Amorim, che è l'allenatore dello Sporting, adesso volerà
sull'altra sponda di Manchester, e quindi che farà? Si andrà a prendere Gyökeres, se lo porterà dietro. Adesso questa clausola di 100 milioni sembra anche bassa per un giocatore che ha fatto tipo già 20 gol in 16 partite con 4 assist, una cosa del genere, e farlo proprio in faccia all'Holland mi sembra proprio quasi un passaggio di consegne. Holland non smetterà mai di segnare, stiamo parlando di una media di un gol a partita, se non di più. Però ecco, vedi, dato che si era parlato anche di un Holland in orbita Real Madrid, perché loro non smettono di spendere, di spandere, nonostante si pigliano Mbappé, si pigliano così, però evidentemente può essere che la mancanza di una punta potrebbe farsi, senti, punta a punta, perché altrimenti tu devi sempre alternare Mbappé, Vinicius, Rodrigo, arriva Bellingham, però chi è la punta a punta? E se Holland veramente dovesse andare in orbita Real Madrid, a questo punto il City potrebbe prendersi Gyökeres e soffiarlo a un Manchester United che, ricordiamo, ha sempre Højlund e ha sempre Zirkzee, quindi un giro di attaccanti che coinvolgerà anche David De Lille, che andrebbe in scadenza l'anno prossimo. E occhio, il Napoli deve tenere d'occhio tutte queste cose, perché non lo so quanto potrà migliorare poi negli anni Lukaku, e sono i giorni in cui si parla di un Galatasaray che vorrebbe magari farla l'offerta al Napoli, anticipare possibili squadre di Premier per Osimhen, che si sta comportando molto bene e che è nostro, ma deve risultare un tesoretto per noi da reinvestire, secondo me, pesantemente sul mercato per la punta. Guardate quanti spunti ci ha dato la Champions League, che noi purtroppo dobbiamo guardare da spettatori, ma è molto interessante, è sempre calcio, è sempre roba da seguire con molto interesse, perché lì poi il Napoli deve puntare a tornare e rimanerci in pianta stabile per vivere delle partite memorabili, per aggiungere esperienza internazionale che serve. Se vuoi crescere nei vari mercati esteri, ti vuoi far vedere, vuoi prendere più tifosi che si affezionano e diventano tifosi che comprano, se trovano, devi stare in queste competizioni europee e devi toglierti anche lo sfizio di vincere qualche partita, perché la testa alta va bene magari a noi tifosi perdere la testa alta, ma è quando vinci che purtroppo sposti gli equilibri internazionali. Noi sappiamo che è un percorso da fare e non abbiamo fretta. Ovviamente gli fanno pure la domanda su Giuffredi, ma mi sembra esagerato. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vado a giocare a pallone me stesso e sono già in ritardo. Voi lasciate un like per riportare la Champions al Napoli il più presto possibile, magari dalla porta principale, magari bruciando tutte le tappe possibili e immaginabili in questo campionato. Abbiamo la possibilità di non giocare ogni 3 giorni? Benissimo, Conte sfrutti questa possibilità per insegnare il più possibile a sti ragazzi, che poi l'anno prossimo non avremo il tempo e quindi dovremo avere già un bagaglio di soluzioni anche di attacco, perché non puoi sempre aspettare gli avversari, lo puoi fare, lo fai bene, guadagna secondo me valore la vittoria contro il Milan dopo l'impresa di Fonseca a Madrid. Penso che questo si possa dire, insomma, non li hai fatti segnare, loro ne hanno fatti 3 al Real Madrid, il Real Madrid ne fa 1, ma tu ne hai fatti 2, e insomma non c'è male, pigliamoci del buono anche quando non giochiamo noi. Dai, i like finali, dai, che per me purtroppo ieri non è stata una bellissima giornata per me nel mio paese, ma che già fa, facciamo buon viso a cattivo gioco.